Storie di voi, la rubrica che dedichiamo ai progetti, alle iniziative del territorio, oggi vuole raccontare un bel progetto che parte dal Veneto orientale, da Venezia, dal nostro territorio, ma che raggiunge un posto lontano, la Guinea-Bissau, nel centro dell'Africa. Un progetto per la donazione di un ospedale. Ne parliamo con i tre protagonisti di questa iniziativa e comincerei allora, per farci spiegare come è nato questo progetto, dall'avvocato Michele Cattadori. Avvocato, come è nato questo contatto con un posto così lontano come la Guinea-Bissau? Sì, buongiorno a tutti. Il contatto è nato in maniera fortunosa perché il ministro della Sanità della Guinea-Bissau, che è un cittadino ovviamente della Guinea-Bissau, è anche un ragazzo nostro, un cittadino veneto. È un medico che venne portato dai missionari in Veneto, ha studiato all'università prima di infermeria, poi di medicina e si è laureato chirurgo pediatrico, è stato anche un allievo del professor Cestrone e quindi il nuovo governo stabile della Repubblica della Guinea-Bissau ha chiesto a questo dottore, a questo patriota delle loro terre, di ricoprire questo incarico. Si è tuffato, pur avendo famiglia qua a Padova, e quindi è un veneto d'adozione, ma molto radicato nel nostro territorio. E quindi si è tuffato in questa impresa e la sua persona, e sentendo anche la sua storia, ti viene voglia assolutamente di dargli una mano. E così è nata tutta una sinergia attorno a lui, come è stata una sinergia che gli ha permesso di completare il suo ciclo di studi e di diventare medico chirurgo. Così trova nella gente una forte empatia che gli spinge a dargli una mano a lui e al suo paese. E nel Veneto devo dire che ho sempre trovato valenti persone di cuore che hanno voluto abbracciare queste iniziative filantropiche, e devo ringraziare tantissimo il professor Cestrone e il professor ingegner Mauro Nicoletti che, amore Dei, con tanto impegno e dedizione, si sono veramente operati molto per dare una mano a questo paese, a cui manca tutto, perché è uno dei 10 paesi più poveri al mondo. Ecco, veniamo proprio nel dettaglio allora del progetto. Ingegner Nicoletti, voi avete realizzato il progetto per un ospedale so anche di dimensioni importanti, in un territorio che ne è completamente o quasi privo, e adesso donerete, se ho ben capito, questo progetto al Ministero della Salute della Guinea-Bissau. È così, e stiamo realizzando, per la precisione, stiamo realizzando con un gruppo di studi di progettazione di società che parte dal Veneto ma arriva anche a Bari con lo studio D'Ambrosio, uno studio storico di Bari, e un gruppo di ragazzi e professionisti che stanno lavorando sul progetto. Quindi c'è un gruppo di giovani che sta lavorando su questo progetto. Abbiamo conosciuto il Ministro. Abbiamo riconosciuto in lui una persona che, come diciamo qui dalle nostre parti, è uno di noi, capito? E quindi ci ho detto, e considerando anche le condizioni sanitarie del luogo, perché magari ci scappano un paio di dati, in cui la Guinea-Bissau è uno dei paesi più poveri al mondo. Ha una popolazione di circa 2,5 milioni di abitanti dichiarati, però hanno risorse sanitarie e sociali, sanitarie, e povere, se non basse. Da parte nostra quello che potevamo fare, e siamo orgogliosi di farlo, insieme al professor Cestrone, è quello di donargli questo progetto di fattibilità tecnico-economica per sostenere la loro crescita sociale e sanitaria. Un progetto di che dimensioni? So che si parlava di circa 600 posti letto. Sì, certo. Le richieste sono arrivate direttamente dal Ministro, che come diceva l'avvocato, è anche un medico. Essendo anche un medico, è riuscito a indirizzare a me e il professor Cestrone nelle dimensioni delle loro richieste e di cosa, diciamo, richiedono.
Ecco, Adriano Cestrone, il territorio la conosce come direttore sanitario della Casa di Cura Rizzola, che tra l'altro ci ospita questa mattina per questa intervista. Lei però ha fornito, perché ovviamente quando si tratta di fare un progetto ci vuole anche una consulenza sanitaria di chi conosce le specifiche esigenze di una struttura appunto ospedaliera. E quindi il suo contributo è stato proprio, diciamo, una consulenza formativa. Con Mauro abbiamo già lavorato assieme altre volte e ci siamo sempre trovati bene, ci siamo sempre capiti, e qua in questo caso io credo che sia importante realizzare una struttura che non deve essere come un nostro ospedale, perché non ci sono le condizioni economiche né culturali per avere una realtà come la nostra, però di dare quella base di assistenza sanitaria indispensabile per permettere una crescita di questo Paese, per uscire dalle malattie infettive, per esempio, che sono senz'altro uno dei problemi del Paese, dai problemi della denutrizione, e quindi il problema va impostato in un'ottica molto diversa rispetto a quella che abbiamo noi qui, in cui abbiamo esattamente il contrario, malattie da eccesso di alimentazione, per esempio, e quindi sarebbe improponibile pensare a qualcosa come quella italiana, dobbiamo pensare a qualcosa adatta a quel paese. Ecco, pensate che in Guinea-Bissau, ne parlavamo prima a microfoni spenti, ci sono 17 posti di terapia intensiva per tutto il paese. Da noi l'abbiamo capito con l'emergenza Covid, i posti di terapia intensiva sono molti di più, eppure in quell'emergenza non ci sono neanche bastati. In questi giorni l'avvocato Catadori e l'ingegnere Nicoletti andranno in Guinea-Bissau perché oltre alla donazione del progetto c'è anche un altro dono che viene consegnato al paese. Allora, avvocato, prima di concludere, che cosa andate a consegnare? So che sono 10 monitor particolari. Sì, esattamente. Sono 10 monitor per il controllo dei parametri vitali della terapia intensiva, perché sono 17 posti letto nella terapia intensiva, ma ci sono solamente i letti nella realtà dei fatti e quindi manca tutto. E allora su questo avevamo già fatto un progetto che adesso è giunto a compimento, sono stati già spediti questi 10 monitor e di questo bisogna ringraziare il Charity Club Roundtable Italia e in particolare Roundtable Piacenza e il suo presidente Leonardo Garilli, che hanno sia finanziato personalmente sia attraverso una serata filantropica di beneficenza hanno raccolto gli importi per effettuare queste donazioni. La beneficenza è positivamente contagiosa e è stato addirittura superato il traguardo che ci si era preposti, quindi sono riusciti ad acquistare anche più monitor rispetto al previsto. Questi sono piccoli passi, ma sono grandi passi per loro, perché si permette veramente di salvare molte vite e quindi di dare un'aspettativa di vita migliore a questa popolazione. Io ringrazio i nostri ospiti, gli facciamo un grande in bocca al lupo per questa iniziativa benefica, ringrazio anche voi che ci avete ascoltato e vi ricordo che per segnalarci storie, notizie, progetti per la nostra rubrica Storie di Voi potete contattarci tramite Facebook oppure tramite l'indirizzo email che trovate sul sito. Grazie.